Buona giornata a tutti, siamo ad una nuova puntata della rubrica tenuta da me, Alberta Bellussi, Ecologia e Territorio. Oggi abbiamo, come vi avevo promesso, nella puntata dedicata alle curiosità veneziane, abbiamo lo storico Claudio Rorato che ci inoltrerà ancora di più in quelle che sono le curiosità che rendono Venezia in realtà unica. L'altra volta, Claudio, avevo parlato un po' delle cose di Venezia, della gondola, delle bricole, di quelle cose che troviamo solo a Venezia, di quelle dei campielli, delle calli, dei campi, delle vere da pozzo, quindi anche dei campanili, che Venezia ne ha un'infinità. Era un po' rimasta aperta, avevamo parlato di chi aveva portato le spoglie di San Marco a Venezia, però non avevamo raccontato che il leone di San Marco si può rappresentare, è rappresentato sicuramente in 3 modi, poi in tanti altri. Allora, il primo è quello con il libro, no? Che si dice sia usato in pace. In tempo di pace, sì. E invece poi c'è il leone con la spada, che magari adesso viene usato spesso per quando si è un po' più arrabbiati, che è quello che veniva usato in tempo di guerra, sì, il Vangelo chiuso, la spada sguainata. Sì. Esattamente. E poi ce n'è un altro più curioso, che è il leone in moeca, che è quello tondo, che è anche... cioè non è neanche bellissimo da vedere esteticamente, però mi spiegava in uno dei miei giri veneziani che era nato in realtà come sigillo da mettere sulle ceralacche, perché gli serviva questo segno circolare per cui le 2 zampe del leone sono state chiuse, le ali sono state piegate e quindi serviva per siglare le ceralacche, no? Beh, in realtà è così, ed è un leone visto frontalmente, ed è così brutto, in effetti, spesso riusciva anche male, che l'ironia veneziana che conosciamo tutti lo ha subito trasformato in moeca, perché il granchio col guscio molle dà proprio l'idea. Carapace, Certo. Un po' tutto scialbino. Avevo introdotto l'idea che comunque Venezia era molto avanti, proprio perché Venezia era luogo dove arrivavano mercanti da tutte le parti del mondo, era luogo di grandi scambi commerciali ma anche culturali e religiosi, perché a Venezia abbiamo chiese ortodosse, abbiamo il ghetto ebraico, quindi culture di molte origini diverse che convivevano insieme. Però a Venezia nascono anche le case da gioco e anche i casini e le cortigiane, no? Che cosa erano un tempo questi casini? Beh, allora dobbiamo innanzitutto fare una premessa che, detto che Venezia era una città estremamente cosmopolita, che le donne veneziane avevano una grande, erano molto emancipate, erano spesso donne molto colte, che gestivano la loro vita in modo estremamente indipendente per l'epoca. I casini in realtà nascono come dei club privati che in realtà poi nascondevano anche l'attività del gioco d'azzardo e la prostituzione a volte così fatta per passione, altre volte meno, nel senso che queste prostitute, che a Venezia erano un numero esorbitante. Mi sembra che addirittura intorno ai 500 fossero sulle 11-12 mila. Sì, le censite. In realtà si parla poi anche che si arrivasse a 20.000, comprese quelle che lo facevano magari saltuariamente. Ed era questa una funzione sociale molto importante, che era tollerata e anzi ben vista anche. Anzi, mi sembra che fosse addirittura regolata dalla Serenissima, no? Era regolata, sì, c'era un catalogo addirittura con i nomi, i prezzi, gli indirizzi, ma anche la Chiesa, stavo per dire, la tollerava, perché uno dei fenomeni
che preoccupavano molto la Chiesa era l'omosessualità, diffusa del resto come oggi, non di più, non di meno, ma si pensava che se ci fosse stato un libero accesso alle donne, magari questo... Infatti mi spiegava, io faccio un sacco di giri veneziani in percorsi di ogni tipo, e in uno dei miei giri mi spiegavano che il ponte delle Tette era proprio forse creato da questa idea che tu dici, quella che la presenza di queste cortigiane potesse combattere la dilagante omosessualità, e queste venivano invitate ad esporsi sui palazzi, ad esporsi con il seno nudo, proprio per invitare a far vedere le loro beltà, perché magari chi non amava le donne potesse magari cambiare idea, no? Sì, questo è verissimo, anche se poi, come spesso succedeva a Venezia, a un certo punto questa cosa piace anche alle non prostitute, alle nobili, che cominciano a girare a seno nudo perché faceva moda, sì. E quindi era difficile riconoscere quella vera da quella... Ma pagavano le tasse? Allora, pagavano le tasse, sì, con un sistema un po' complesso, bisogna dire, come era del resto tutta la fiscalità veneziana, e in particolare pagava però chi gestiva l'attività della prostituta, che normalmente aveva sempre una figura accanto che faceva... Quindi aveva una sorta di gestore del palazzo, sì, e certo, questo faceva riscuoteva e anche pagava la gabella che doveva pagare. Certo. Ma mi sembra di aver capito che in realtà anche all'interno delle cortigiane ci fossero quelle di basso livello e ci fossero invece delle cortigiane di alto bordo, addirittura ci sono libri, ci sono poesie, ce n'era una particolarmente famosa, mi sembra che sia Veronica Franco, che era una persona che i nobili la ricercavano, no? Sì. C'era per tutti i gusti, nel senso che venivano soddisfatte tutte le esigenze. A Venezia però c'era questo fenomeno particolare della cortigiana geisha, se possiamo fare un paragone, sì, una donna generalmente estremamente colta, molto bella. Mi sembra che l'altra volta dicevamo che anche la Cornaro, che è veneziana, era la prima donna al mondo che si è laureata, per cui certo, la cultura era una cosa molto importante anche per le donne, anche nel 500-600. Certo, Venezia è stata il primo luogo dove una donna si è laureata, e in particolare anche per quanto riguarda le arti mediche e le scienze, che erano completamente precluse. Dicevamo di Veronica Franco, è stata un esempio splendido di questa cortigiana colta, artista, che ha lasciato anche scritti, ha lasciato poesie. Infatti leggevo che comunque rimangono anche i suoi racconti, le sue memorie, e anche incontri con re, con personaggi di una certa portata. Beh, no? Veronica Franco aveva una fama europea, per cui quando arrivava un re, un principe, sicuramente chiedeva di lei. Eccola qua in una bellissima immagine, è stata ritratta anche da pittori di grandissimo livello. Ed era comunque una donna anche molto abile negli affari, perché... E comunque vedendo anche, sfogliando così quelle immagini di queste cortigiane, avevano anche degli addobbi, dei vestiti che erano veramente preziosi, per cui vuol dire che denaro ne girava anche. No? Sì, perché la cortigiana oltretutto normalmente aveva anche degli innamorati, ne aveva anche più di uno, e più era bella, più era abile, più ne aveva, quindi poteva avere alla sua corte anche 5 o 6 grandi commercianti, grandi nobili che la foraggiavano pur sapendo della sua attività. Sì. Leggevo che comunque loro anche a livello ci tenevano molto anche all'estetica, perché amavano andare nelle altane a imbiondirsi i capelli, oppure andava di moda questo rosso tiziano anche tra i capelli, per cui dico, erano comunque persone che curavano la cultura, ma curavano anche il loro aspetto esteriore, e quindi erano delle donne, se noi
a parte la professione, tra virgolette, che facevano, però insomma erano, se pensiamo al 1500, erano delle donne già avanti. Sì, beh, erano molto progredite e avevano comunque dei diritti che la legge riservava loro, lasciando stare il capitolo triste invece delle monacazioni forzate. Sì, perché comunque se non stavano alle regole mi sembra che le punizioni fossero parecchio anche impegnative, no? Ma nel caso delle monacazioni non era una questione di regole, era un fatto legato all'eredità. Per non spaccare gli assi ereditari venivano obbligate a farsi monache di clausura, e questo dava adito poi a degli scandali, a delle cose terribili che succedevano nei monasteri. Ah, quindi per evitare che l'eredità andasse a loro, venivano obbligate ad andare... Sì, venivano obbligate, queste ovviamente, che comunque erano donne emancipate, intelligenti, e si ribellavano e rendevano la vita poi di chi li doveva tenere segregati impossibile, perché si ribellavano in ogni modo, avevano amanti, scappavano. Però è stata un grande neo nella storia della Repubblica Veneziana. Invece le carampane, abbiamo il rio delle carampane. Le carampane chi erano? Carampane erano le prostitute finite, insomma quelle anche che... Anche adesso una donna magari ogni tanto se la vuoi offendere quando non è proprio più bella, gli dici ma che carampana che ti... Sì, glielo diciamo senza sapere però il significato originario, perché sarebbe l'equivalente di dire prostituta sfasciata. Sì, insomma. Infatti molto spesso in realtà mi sono accorta, magari cercando l'origine di alcune parole, perché quando non conoscono una parola a me piace anche andare, che molto spesso chi usa le parole le butta là senza magari avere chiaro il significato intrinseco di questo. Oltre alle donne però Venezia è famosa anche per un Latin lover, era gigolò, era... Giacomo Casanova era un po' tutto, era un brigante, era un lazzarone, era un imbroglione, era un grande poeta, era una di quelle figure, come era stato l'Aretino del resto, che si distingueva per saper sfruttare bene era un buon manager di se stesso. Di se stesso, sfruttava i vizi e le debolezze della che lui poi ha girato anche tutta l'Europa, no? Lui ha girato tutta l'Europa perché era un uomo anche lui di grande cultura, di grande fascino, aveva un ascendente enorme sulle donne e attorno a questo sono nate mille leggende. È finito poi male, tristemente dimenticato in povertà, però capace nella sua vita di azioni straordinarie, appunto come grandi imbrogli, come grandi truffe. Infatti lui era, se si legge la sua biografia, lui era di tutto, era avventuriero, scrittore, bibliotecario, mago, storiografo, diplomatico, cioè era veramente, sapeva bene, forse era una persona che aveva anche una certa cultura e sapeva usare le sue potenzialità al massimo. Era un uomo di grandissima cultura, molto intelligente, e poi sapeva anche sfruttare il suo commercio umano, nel senso che poi lui nel corso della sua vita è venuto a conoscenza anche di tante cose che non si sarebbero potute dire, che gli servivano anche per... quindi una sorta anche di spia, no? Sì, sicuramente era una spia, figura nell'elenco delle spie. C'è un bellissimo libro di Comisso che parla proprio delle spie di Venezia in quegli anni. Comisso ha avuto un passato anche da storico, e fra i delatori figura anche Giacomo Casanova. Sì. E non ricordo, Giacomo Casanova è morto in età avanzata? Giacomo Casanova è morto in età avanzata, ma ora non ricordo, mi pare attorno ai 75 anni, in Ungheria, ospite di un principe ungherese al quale era andato a fare da bibliotecario, però una fine molto triste, perché... ha avuto una vita di stelle, poi è finita un po' in tristezza. Insomma. Certo, lui ha avuto anche dei natali un po' particolari, perché il padre sembra fosse un nobile, la madre invece era un'attrice di teatro, e quindi lui era cresciuto fra
magari lo splendore della casa nobile, però anche tutto quello che i guitti del teatro potevano avergli insegnato, quindi anche la chiromanzia, la magia. Quindi al limite tra la scienza e le cose esoteriche, certo, anche perché certo. Venezia mi sembra che non, cioè, con le cose un po' magiche ci abbia anche sempre convissuto, no? Certo, perché è stata un incrocio di civiltà che hanno portato a mille di queste cose. Insomma, arrivavano gli egiziani, arrivavano i turchi, arrivavano tutte quindi culture diverse e anche credenze diverse che poi messe insieme si fondevano. Certo. Allora, ti ringrazio, abbiamo dato ulteriori curiosità su Venezia, magari questa volta un po' più stuzzicanti, no? Ringrazio voi di averci seguito e magari ne penseremo un'altra con altre particolarità, perché comunque Venezia ci dà la possibilità di parlare di tutto e di più, no? Certo, Venezia è un unicum e quindi dà spunti per ogni tipo di argomentazioni. Grazie a tutti e buona giornata e a presto. Arrivederci.